6.300 imprese nel Veneto in meno. È un dato allarmante tenendo conto che 4.400 sono piccole imprese artigiane che sono l'ossatura del nostro territorio. Negli ultimi 4 anni il Veneto ha perso 6.300 imprese, un dato impressionante che secondo il presidente della CNA del Veneto, Moreno De Col, richiede politiche forti di supporto per contenere l'inflazione, bloccare i tassi e sostenere la crescita. Secondo il segretario della CNA regionale, Matteo Ribon, l'allarme riguarda in particolare il settore manufatturiero, un comparto che se rallenta ha conseguenze su tutta l'economia veneta. Lo scenario internazionale colpisce fortemente anche il territorio della nostra regione perché le dinamiche legate all'inflazione e all'aumento dei costi delle materie prime e dell'energia adesso sta arrivando ad una coda importante per quanto riguarda il territorio. Su questo dato pesa anche la diminuita capacità di ottenere credito e l'aumento esponenziale dei tassi di interesse, mentre sul versante europeo preoccupa il rallentamento dell'economia tedesca che condiziona anche l'economia del nostro territorio.